La Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen si complimenta con il Premier Draghi. L'Italia, scrive, ha fatto evidenti progressi nell'attuazione delle riforme per il PNRR. Da Bruxelles la corrispondente Marilu Lucrezio. Caro Presidente, caro Mario, inizia così la lettera che Ursula von der Leyen ha scritto al Premier Draghi, una lettera di congratulazioni che accompagna il versamento all'Italia dei primi 21 miliardi del Next Generation EU. La Presidente della Commissione segnala che questo primo passo positivo riflette sia la qualità del piano italiano, sia l'impegno a fare dello strumento di ripresa e resilienza una storia di successo a livello europeo. Il raggiungimento delle prime 51 tappe del piano da parte dell'Italia è legato all'attuazione di importanti riforme e investimenti. Riguardano tra l'altro la transizione verde. E poi ci sono le azioni intraprese per rendere più efficienti la pubblica amministrazione e la magistratura, tra cui la semplificazione delle procedure giudiziarie. Sono quindi lieta di annunciare che ciò spiana la strada all'erogazione di 21 miliardi di euro all'Italia, scrive ancora von der Leyen. E Palazzo Chigi fa sapere, ora con questa nuova erogazione il governo prosegue nell'attuare il vasto programma di riforme, investimenti e misure economiche e sociali. Il PNRR velocizza così anche l'azione dell'esecutivo. In poco più di un anno sono stati smaltiti quasi 1000 provvedimenti. La BCE